tutti, alle autorità presenti, ai nostri deputati regionali, ai colleghi e agli studenti. Dico subito che, contrariamente a quelle che sono le mie abitudini, questa volta leggerò un testo perché devo stare assolutamente nei 30 minuti prima che la gente muoia in questa giornata calda di luglio, di questo maggio sciroccoso. D'altra parte devo fare una considerazione, scusatemi in apertura, ho l'impressione che questo convegno da una parte sia importante come l'iniziativa della Regione, come sottolineava l'onorevole Romano, dall'altra parte sottolinei un altro elemento, lo deduco dalle presenze oggi qua, cioè un forte calo di tensione nell'ambito della Sicilia, cioè io ho l'impressione che stiamo registrando un disimpegno, che non vorrei che fosse una disillusione e una mancanza di fiducia nel futuro, perché un popolo quando non riesce più ad avere orgoglio delle sue origini e fiducia nel futuro, praticamente si avvia alla fine e realmente non ha un futuro. Le vicende politiche recenti e meno recenti forse non sono state esaltanti, probabilmente qualche cosa non ha funzionato, probabilmente ci saremmo aspettati di più, però questo non giustifica la mancanza, il disimpegno, non giustifica il calo della tensione, perché solo quella può reggere il futuro. Scusatemi questa osservazione, ma mi pare che parlando di autonomia e di prospettive dell'autonomia questo è un discorso da fare. Allora, dicevamo, andando al nostro passato, introducendo il suo codice di leggi per il Regno di Sicilia, pubblicato nel 1231, l'imperatore Federico II annotava come esso nasceva rerum necessitate cogente, cioè per un motivo di necessità. La storiografia moderna si è interrogata se quel capolavoro di saggezza giuridica fosse più opera di ingegno o frutto di necessità. Ugualmente, potremmo chiederci noi oggi se lo Statuto siciliano prodotto 36 anni fa sia frutto di saggezza giuridica o piuttosto di necessità politica. 63 anni fa. Grazie. Certamente una necessità politica incombente accelerò il processo autonomistico siciliano e in parte determinò le cifre statutarie, ma sarebbe mistificante non dire che la scelta regionalista e i contenuti dello Statuto hanno radici che trascendono dalle contingenze del momento, affondando nella storia siciliana e nella cultura giuridica europea. Cercherò qua di darne rapidamente e molto sommariamente conto. Nel 1933, in pieno fascismo, Gaspare Ambrosini, giurista agrigentino, meglio di Favara, professore di diritto costituzionale nell'Università di Palermo, affrontava in un saggio edito nella rivista di diritto pubblico il tema della struttura dello Stato, proponendo un possibile tertium genus intermedio fra le tradizionali forme di Stato unitario e di Stato federale, identificabile nello Stato regionale, costituito da regioni auto-organizzate, autonoma-autarchiche, dotate di poteri legislativi e finanziari. Quasi a riprova della possibilità di organizzare uno Stato in autonomia regionale, lo stesso Ambrosini pubblicava alcuni saggi dedicati all'Austria imperiale repubblicana, alla Spagna repubblicana, alla Germania federale e all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Lavori ripubblicati nel giugno del 1944, quando si poneva il problema politico della costruzione del nuovo Stato democratico e antifascista. Alla fine dell'ottobre del 1945 l'amministrativista parmense Antonio Amort pubblicava un opuscolo sul problema della struttura dello Stato in Italia, federalismo, regionalismo, autonomismo, quasi in risposta all'affermazione del liberale Francesco Saverio Nitti, per cui si parla troppo anche di decentramento, ma nessuno sa con precisione che cosa voglia dire. E quando ho interrogato quelli che ne parlano non mi hanno detto che idee confuse. Amort, come Ambrosini, ipotizzava l'esistenza di uno Stato decentrato politicamente, sul modello dell'ordinamento fissato dalla Costituzione repubblicana della Spagna del 1932, ove le autonomie regionali, cito, come quelle della Catalogna, non raggiungevano l'estremo di un vero Stato.
L'ipotesi era quella di un decentramento politico-amministrativo costituzionale, ovvero regolato da uno statuto legge costituzionale che prevedesse, oltre all'autonomia finanziaria e impositiva, poteri di auto-organizzazione e legislativi esclusivi nelle materie riguardanti interessi pubblici locali, con un'elencazione tassativa nella Costituzione delle materie ritenute attinenti a interessi pubblici maggiori di competenza nazionale. In un sistema bicamerale, aggiungeva altresì il giurista, la seconda Camera parlamentare sarebbe dovuta essere di formazione regionale, costituendo una vera e propria Camera delle Regioni. Ugualmente sarebbe dovuto rientrare nelle competenze regionali il primo grado della giustizia amministrativa, restando il secondo affidato al Consiglio di Stato. Se nel disegno di un coraggioso ed intelligente decentramento sul piano politico e costituzionale d'impianto regionalista prospettato dall'Amort, il riferimento allo Statuto della Catalogna era fugace, l'analisi di quello Statuto diventava centrale in Ambrosini, i cui scritti verranno assunti quasi a piattaforma teorica dello Statuto dalla commissione incaricata dalla Consulta regionale di stendere la bozza dello Statuto siciliano, ai cui lavori partecipò lo stesso Ambrosini quale esperto tecnico. L'influenza del professore Favarese, poi giudice e presidente della Corte Costituzionale sull'elaborazione dello Statuto siciliano, risulta sottolineata anche nella relazione del Presidente della Commissione dell'Alto Commissariato all'Alto Commissario per la Sicilia, ove si legge che la Commissione aveva già preso visione degli studi sullo Stato regionale del professor Ambrosini, suo stimato commissario, purtroppo per pochi giorni. Per una delle non infrequenti casualità della storia, il modello di Stato regionale disegnato dalla Costituzione della Repubblica Spagnola per la Catalogna sembrava cadere a proposito nella contingenza italiana e in quella particolare siciliana. Esso consentiva infatti di risolvere nel contempo in maniera democratica il nodo del decentramento dello Stato, di salvaguardarne l'unità e di dare una soluzione al separatismo siciliano. Punti di riferimento erano l'articolo 1 della Costituzione repubblicana spagnola, ove si affermava che la Repubblica costituisce uno Stato integrale, compatibile con l'autonomia dei municipi e delle regioni, una disposizione originata da necessità d'indole essenzialmente pratiche che risolveva il contrasto fra chi sosteneva l'irrinunciabilità del principio unitario e chi affermava il proprio particolarismo, reclamando una soluzione federale se non addirittura separatista. L'articolo 8 della medesima Costituzione spagnola che recitava: lo Stato spagnolo, dentro i limiti irriducibili del suo territorio attuale, sarà composto da municipi riuniti in province e delle regioni che si costituiscono in regime di autonomia. Una norma che, adottando un sistema differenziato, dichiarando l'intangibilità dell'unità territoriale dello Stato, prevedeva la costituzione di regioni autonome, risultanti, come previsto dall'articolo 11, dall'aggregazione all'interno dello Stato spagnolo di province limitrofe che si davano uno statuto autonomo in forza di caratteristiche storiche, culturali ed economiche peculiari comuni. L'articolo 11, ultimo comma, disponeva che lo statuto regionale, una volta approvato dalle Cortes Costituenti, sarà la legge fondamentale dell'organizzazione politica amministrativa della regione autonoma e lo Stato spagnolo la riconoscerà e tutelerà come parte integrante del suo ordinamento giuridico, il che, al parere dell'Ambrosini, significava che allo Statuto andava riconosciuto il carattere e il valore di legge costituzionale, non potendo pertanto essere modificato se non ricorrendo al procedimento di revisione costituzionale previsto dalla stessa norma. Passando al delicato campo della potestà normativa attribuita alle regioni, la Costituzione spagnola prevedeva un insieme di materie per le quali sia la legislazione che l'esecuzione venivano riservate esclusivamente allo Stato, un gruppo di materie per le quali spetta allo Stato la legislazione e potrà spettare alle regioni autonome l'esecuzione secondo le loro capacità, una serie di materie per le quali è riconosciuta l'esclusiva competenza legislativa ed esecutiva delle regioni, ed infine era prevista la possibilità di un intervento legislativo dello Stato nelle materie di competenza delle regioni autonome quando lo richieda l'armonia tra gli interessi locali e l'interesse generale della Repubblica, con il limite affinché non fosse immotivatamente ristretta la sfera di competenza esclusiva delle regioni, che spetta al Tribunale delle guarentigie costituzionali il previo accertamento di tale necessità. In un tale sistema, notava Lambrosini, la struttura dello Stato, pur essendo rimasta unitaria, non è diventata federale,
per cui la formazione di una regione autonoma era prevista in forza di una Costituzione vigente e l'approvazione dello Statuto era demandata alle Cortes. In quel contesto si poneva peculiarmente la vicenda catalana. Il 14 aprile del 1931, infatti, prima che a Madrid fosse proclamata la Repubblica,